chiese, basandoti su questo versetto e altri, identificano il lunedì, la domenica, come giorno di culto, perché quello che stavano facendo qua era un culto a Dio. E noi vediamo nel giorno di culto, io non credo in questa cosa che la domenica sia il giorno per cultuare a Dio. Paolo ci dice: non attaccatevi a giorni, a festività, fate tutto, fatelo per la gloria di Dio. Quello che fate, fatelo per quello. Ma non è importante che sia domenica, sabato, non è importante se fate i culti in casa il mercoledì, basta che lo facciate per la gloria di Dio. Quindi non sono attaccato alla domenica, tant'è che il nostro culto è di sabato. Ma quello che è importante è capire che loro stavano facendo un culto, e in questo culto c'erano presenti almeno due cose. La prima cosa, la comunione. Essere in comunione, spezzare il pane, essere uni in Cristo, è cultuare Dio. E per cultuare Dio non intendo venire in chiesa il sabato sera, intendo adorare Dio. Cultuare significa adorare, essere in comunione, essere chiesa, essere uniti, è adorare Dio. Essere uni in Cristo è adorare a Dio. Ma c'è un altro elemento presente in questo culto che stanno facendo, che è la predicazione di Paolo. E io sono il primo a dire che, secondo me, il momento più importante del culto, o non c'è un momento più importante, ma se si potesse dire un momento più importante, qual è? Per me è l'adorazione. Perché l'adorazione? Perché nell'adorazione noi stiamo veramente adorando Dio, e il culto significa adorare, e quindi nel momento dell'adorazione la Chiesa è unita ad adorare Dio. La predicazione non è per Dio, la predicazione è per la Chiesa. Dio questa sera non si convertirà attraverso la mia parola, Dio non sarà esortato, incentivato dalla mia parola. La predicazione è per la Chiesa. Ma nonostante la predicazione è per la Chiesa, sia per la Chiesa, questo testo ci mostra che predicare è cultuare Dio. Predicare fa parte dell'adorazione a Dio. E quindi tutte le volte che noi apriamo la nostra bocca per predicare, e noi, ripeto, non è su un pulpito, è dovunque, quando apriamo la nostra bocca per predicare, noi staremo sì parlando ad uomini, edificando la vita di uomini, ma quando predichiamo noi stiamo adorando a Dio. Ma c'è un'altra parte di questo versetto che è molto importante, perché qua c'è scritto che Paolo doveva partire il giorno dopo e chiamò Timoteo e gli disse: Timoteo, vai a comprare la picagna. Luca, c'è scritto, vai a comprare la salsiccia, che facciamo un grande churrasco di despedida. È l'ultimo giorno che siamo qua. Non so come si dice ancora despedida in italiano, perdonatemi. Di ultimo saluto, non lo so, di addio. No? C'è scritto questo, no? Normalmente l'ultima serata, che cos'è che ci viene in mente di fare? L'ultima sera insieme, facciamo una festa, dobbiamo salutarci, facciamo qualcosa di bello, divertiamo, c'è l'ultima sera che siamo insieme. E ripeto, Paolo, io credo sapesse quello che lo aspettava a Gerusalemme, che probabilmente non sarebbe mai più tornato a Troas, che non avrebbe mai più rivisto i fratelli tanto amorevoli della chiesa di Troas. Ma nonostante questo, che cosa decise di fare? Paolo non fece il grande churrasco, Paolo predicò la parola, e predicò più del solito. Predicò fino a mezzanotte, successivamente c'è scritto che predicò, tirava a lungo il suo parlare. Paolo predicò come non aveva mai predicato in vita sua in questa chiesa. Perché? Perché era l'ultimo giorno che era con loro. Era la sua ultima possibilità di portare persone a Cristo. E fratelli, se noi vogliamo avere una predicazione che porta vita, noi dobbiamo sapere molto bene che manca poco al ritorno di Gesù, che forse questa è l'ultima possibilità, che forse oggi è la mia ultima possibilità di portare una parola, che forse domani è la tua ultima possibilità di portare una parola, che forse domani sarà l'ultimo giorno che vedrai il tuo vicino di casa, che vedrai il tuo collega. Non sto augurando morte nella vita di nessuno, ma dobbiamo sapere che può essere che sia l'ultimo giorno. E che cosa facciamo noi? Che cosa facciamo noi sapendo che è l'ultimo giorno? Paolo ci insegna: hai l'ultima possibilità di portare persone a Cristo. È questa la tua priorità.
Perché se è questa la tua priorità come cristiano, tu aprirai la tua bocca e farai la predica più lunga che hai mai fatto nella tua vita. Parlerai come non hai mai parlato, perché il tuo amore per le anime, la tua compassione, il tuo desiderio che persone arrivino a Cristo è più grande della tua voglia di fare festa, perché sai che quando lo rivedrai lassù, quel fratello che è convertito, la festa sarà molto più grande, che la picagna sarà molto più buona. Quindi, fratelli, questo è un grande segreto che questo versetto, che questa parola ci rivela sulla predicazione che porta vita. Predica fino all'ultimo momento, predica con tutta la forza che hai, predica perché potrebbe essere l'ultimo giorno. Noi come cristiani siamo chiamati a predicare la parola e a predicarla fino alla fine. Il versetto 8 ci dice che nella sala di sopra dove erano riuniti c'erano molte lampade. E io non voglio, esaminando questo versetto, far dire al testo qualcosa che il testo non dice. Paolo stava predicando, sì, ma non è la sua predicazione che ha acceso le lampade per magia, no? Però è anche vero che la Bibbia parla molto spesso attraverso simbolismi, attraverso simbologie. E Luca è lo scrittore di Atti degli Apostoli, l'evangelista Luca. Essendo uno scrittore molto meticoloso, io sono convinto che non avrebbe inserito particolari che non c'entrassero niente. Ancora di più perché in Romani 15,4 c'è scritto che tutto quello che ci è stato lasciato, tutto quello che ci è stato scritto nell'antichità, ovvero quello che è scritto nella parola, per nostro insegnamento, per nostra istruzione, è stato scritto. E quindi se c'è un versetto che ci fa capire che in quella sala, quella sera c'erano molte lampade, molta luce, io credo che ci sia un significato. E il simbolismo biblico della lampada è lo Spirito Santo. Noi vediamo che la lampada è spesso paragonata allo Spirito Santo. Nel Salmo 119 vediamo più volte scritto: la tua parola è lampada ai miei piedi e luce sul mio cammino. È vero, qua è la parola che è paragonata alla luce, ma abbiamo visto proprio la settimana scorsa in che modo essere guidati da Dio, seguendo lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci porta a fare la volontà di Dio, come ha scritto Davide nel Salmo 143, Dio insegnami a fare la tua volontà, il tuo Spirito mi guidi. È lo Spirito Santo che ci guida a fare la volontà di Dio. E quando qua Davide scrive che la lampada è la luce sul nostro cammino, sta parlando proprio dello Spirito. Come possiamo sapere questo? Perché quante persone leggono la Bibbia, leggono la parola, ma non sono illuminate dalla parola. La parola senza lo Spirito che la accompagna risulta vuota. Affinché la parola possa essere luce, c'è bisogno dello Spirito Santo che illumini i nostri cuori nel seguire la parola di Dio. E noi vediamo l'esempio della lampada come simbologia dello Spirito Santo in molte altre parti. Nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, la chiamata del piccolo Samuele. C'è scritto che Samuele era nel tempio, no, con il sacerdote Eli, stava per addormentarsi, e c'è scritto che in quel tempo, a causa dei peccati dei sacerdoti, la parola di Dio era molto rara, le profezie, i segni erano molto rari. Ma c'è scritto che la lampada nel tempio non era spenta. E successivamente noi vediamo Dio che chiama, che rivolge la parola a Samuele. Quindi noi vediamo che prima c'è scritto il parlare di Dio, la voce di Dio era molto rara, ma la lampada era ancora accesa. Stava soltanto aspettando il momento. E quando Samuele è stato pronto, lo Spirito è tornato a parlare col suo popolo. La lampada, come detto, è una simbologia dello Spirito Santo e in questo testo di predicazione che porta a vita non è un caso che la lampada sia presente, perché dove c'è la predicazione della parola, lì lo Spirito Santo è presente. La Bibbia ci lascia molto chiaro in diversi passi che quando gli apostoli predicavano la parola, Dio, lo Spirito Santo, accompagnava o testimoniava la loro predicazione con segni, con prodigi, con meraviglie.
quando noi predichiamo la parola, quando noi portiamo il messaggio di Dio, lo Spirito Santo è lì con noi. Dio è lì con noi e Dio testimonia che noi stiamo parlando la verità e lo fa attraverso segni, prodigi e meraviglie. Quando noi vediamo la chiamata che Gesù ci rivolge, Matteo 28, alla fine del Vangelo di Marco, Gesù dice: andate a predicare in tutto il mondo, andate a fare discepoli, ed ecco, io starò con voi fino alla fine dell'età presente. Questa è una parola che noi generalizziamo, diciamo Gesù sarà sempre con noi. È vero, non è sbagliato, Gesù sarà sempre con noi, ma non possiamo sempre generalizzarla, perché Gesù rivolge questa promessa in un contesto molto specifico. Gesù dice: andate a predicare per il mondo e io sarò sempre con voi. Ovvero, quando noi predichiamo, Gesù è con noi. Quando noi andiamo a fare discepoli, andiamo a fare la volontà di Dio, lì Gesù è con noi. Se noi leggiamo questo versetto in un contesto più critico, capiremo che veramente Gesù si presenta, lo Spirito Santo si presenta, la lampada è accesa quando noi portiamo la parola di Dio, quando noi predichiamo questa parola. Amen. Versetto 9. Un giovane di nome Eutico, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo, poiché Paolo tirava in lungo il suo dire. Egli, sopraffatto dal sonno, precipitò giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Voglio fare in questo versetto una parentesi. Ma in realtà, in che modo noi possiamo ricevere la parola? O in che modo coloro a cui predichiamo possono ricevere la parola? Gesù ci racconta una parabola, la parabola del seminatore ai diversi terreni. E all'interno di questa parabola ci dice che chi predica, no, la parola, chi semina, può seminare in diversi posti. Uno di questi posti è in mezzo alle spine. E Gesù ci spiega che cosa sono queste spine. Sono le preoccupazioni, sono le ansietà, sono le distrazioni, è il denaro, insomma tutto ciò che potrebbe distrarci dalla nostra vita cristiana. E chi semina in questa terra difficilmente riuscirà a raccogliere qualcosa. Eutico, quel giorno, come abbiamo letto, questo giovane era seduto sul davanzale della finestra. A quel tempo, no, non c'era la televisione. Se una persona voleva distrarsi un po', non andava ad accendere Netflix. L'unica cosa che poteva fare per distrarsi era quella di andare alla finestra e guardare che film passava sulla via davanti a casa sua. E questo è quello che Eutico probabilmente, o almeno spiritualmente, possiamo intendere che stava facendo. Chi è sulla finestra è quella persona, sul davanzale della finestra, è quella persona che è un po' dentro e un po' fuori, che ha un occhio rivolto alla Chiesa, alle cose di Dio, a questo luogo dove la parola è predicata, e un po' fuori. Questa è la situazione, questo è il luogo in cui Eutico si trovava. E ho già sentito molte volte, no, dire che, come c'è scritto qua, Eutico è caduto perché aveva sonno perché Paolo stava parlando troppo. Qualcuno potrebbe dirlo anche oggi di Enrico, no? Enrico sta parlando troppo, mi sto per addormentare. E sapete qual è la differenza? Che se oggi tu ti addormenti, non cadrai dalla finestra. Perché? Perché tu non sei sulla finestra, tu sei su una sedia, dentro la stanza. Eutico si è addormentato, ma non è morto perché Paolo parlava troppo, è morto perché lui era sulla finestra. Essere a metà tra il dentro e il fuori, avere un occhio sul mondo e un occhio fuori, è qualcosa che ti porta a morte. Perché biblicamente chi cade dalla finestra non cade mai dentro. Chi cade dalla finestra cade sempre nella parte di fuori. Eutico è caduto dalla finestra, è caduto dalla parte di fuori. Il re Ezechia in Seconda Re, capitolo 1, cade dalla finestra fisicamente e cade dalla parte di fuori. Davide cade dalla finestra spiritualmente e cade dalla parte di fuori.
Davide quel giorno nel suo palazzo, va alla finestra, vede quella bella donna nuda che faceva la doccia e che cosa fa? Davide era sulla finestra e Davide cade e cade fuori. Pecca di adulterio, per nascondere l'adulterio, commette omicidio e cade fuori. Chi cade dalla finestra non cade dentro. Chi cade dalla finestra cade fuori. E la finestra è quel luogo che causa anche un sonno spirituale nelle nostre vite, così come l'ha causata ad Eutico. Perché io non ho mai visto un credente fervoroso, un credente appassionato, che ascolta una parola e che in qualche modo quella parola lui riesce a capire che serve per la sua vita, che serve per impulsionarlo per qualcosa, per fare di più, per dare di più, per cambiare dentro di sé. Un credente fervoroso, un credente appassionato, un credente pieno si ascolta e si fa prendere da ogni predicazione. Ma chi non è così, molto spesso è il credente che poi durante la predicazione si addormenta. E chi è che non è così? Colui che ha un occhio dentro e un occhio fuori. Gesù ci invita a essere sempre svegli. Una volta Gesù chiama i suoi apostoli, no? E è un momento di agonia per lui, deve andare a pregare, chiama alcuni di loro e dice: seguitemi, venite con me. Li porta in un luogo, poi dice: ragazzi, state qua un attimo, io vado un po' più avanti, ok, per pregare. Gesù va, prega, dopo alcuni minuti torna indietro e che cosa stanno facendo i suoi apostoli? Stanno dormendo. E Gesù si arrabbia, gli dice: ragazzi, ma non siete riusciti ad aspettare neanche questo tempo qua? Svegli, dai, su, forza, svegliatevi e vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Dopo di questo Gesù ritorna a pregare e dopo un po' ritorna da loro. E che cosa succede? Li ha trovati ancora che dormivano. E sapete cos'è la cosa peggiore di questa storia? Non è il fatto che li ha trovati ancora che dormivano, è il fatto che Gesù ritorna, vede che dormono e la seconda volta Gesù non li sveglia. La seconda volta Gesù li lascia dormire. E io mi chiedo, è vero, Dio è il Dio delle seconde opportunità, senza dubbio, anche della terza, della quarta e della quinta. E con noi, chissà quante opportunità ha dato ad ognuno di noi. Ma per quanto tempo Lui ci darà opportunità? Questo episodio di questa preghiera dei Suoi apostoli che hanno dormito ci lascia molto chiaro che Gesù non sempre ci darà un'altra opportunità. Arriverà il giorno in cui Gesù ci vedrà dormire e ci lascerà dormire. E non so né io né voi quando quel giorno sarà, ma è importante che quel giorno Gesù ci trovi svegli. Per questo la Bibbia ci esorta con versetti come: risvegliati o tu che dormi e Cristo ti inonderà con la tua luce. Oppure in Romani quando dice: è tempo che ci svegliamo, perché la salvezza è più vicina oggi di quando credemmo. Perché è più vicina oggi di quando credemmo? È qualcosa di cronologico, no? Quando abbiamo creduto e ci siamo convertiti, la salvezza era più lontana cronologicamente, perché oggi il ritorno di Gesù è più vicino di quando ci siamo convertiti. Ma domani lo sarà ancora di più e dopodomani ancora di più. E se noi staremo dormendo il giorno che Gesù tornerà, secondo voi ci sveglierà? No, non ci sveglierà, perché la Bibbia ci invita oggi a svegliarci per aspettare il ritorno di Gesù, perché quando Gesù tornerà non ci sveglierà. Amen? Versetto 10. Ma Paolo scese, si gettò su di lui e abbracciatolo disse: non vi turbate, perché la sua anima è in lui. Amen. Come ho detto, è Luca che scrive questo libro degli Atti degli Apostoli. L'evangelista Luca era un medico
Nel versetto prima abbiamo scoperto che Eutico era morto. Luca era un medico, Luca sa riconoscere quando uno è morto oppure no. E quindi anche se non è scritto proprio esplicitamente, qua noi abbiamo uno dei pochissimi miracoli di resurrezione che noi troviamo all'interno della Bibbia. Nel Nuovo Testamento, oltre a quello di Gesù, vediamo soltanto questo e un altro operato da Pietro. E in questo testo, in questo versetto, noi scopriamo probabilmente quello che è il più grande segreto per vivere una predicazione che porta vita. Perché quello che vediamo fare a Paolo è lasciare tutto quello che stava facendo, è lasciare quel momento di predicazione, è lasciare quel momento di culto e correre verso questo giovane, gettarsi su di lui e abbracciarlo. E questo significa, fratelli, che noi possiamo avere la predicazione più colta di tutte. Possiamo essere degli Hernanes Diaz Lopez che conoscono tutto della Bibbia. Possiamo avere quella predicazione piena di rivelazioni, o possiamo avere quella predicazione piena di unzione. Ma tutte queste cose non serviranno a niente se noi non abbiamo amore per le anime, se noi non abbiamo compassione per le anime. Un predicatore del secolo scorso, Leonard Ravenhill, vedendo un momento in cui molte persone stavano scappando dalla chiesa e non convertendosi più, disse così: non è vero che la chiesa non è più capace di evangelizzare, è che la chiesa ha perso le lacrime. Se noi non abbiamo amore, possiamo essere i più grandi. Paolo, mi piace, è vero che la divisione in capitoli e in versetti della Bibbia è molto successiva quando la Bibbia effettivamente è stata scritta, ma mi piace tantissimo quando leggiamo 1 Corinzi 12, no? L'elenco dei doni spirituali. Paolo lì dice Dio ci ha dato doni pazzeschi, tu puoi fare miracoli, tu puoi curare persone, tu puoi profetizzare, tu puoi fare questo, sono doni veramente sovrannaturali. Ma alla fine di questa lista di doni, l'ultimo versetto di questo capitolo ci dice: ma adesso, dopo che vi ho elencato tutti questi doni pazzeschi che Dio ci dà, adesso vi mostrerò la via per eccellenza. E il capitolo successivo ci mostra qual è la via per eccellenza, che è superiore a qualsiasi di questi doni. È l'amore. E Paolo comincia dicendo: io potrei avere tutti i doni di questa lista che vi ho appena citati. Io potrei essere il più grande predicatore, io potrei essere il più unto da Dio, io potrei sapere ogni cosa, ma senza amore non servirebbe a niente, non sarei nulla. Se noi vogliamo avere e portare quella predicazione che dà vita, quella predicazione che fa risuscitare i morti, quello che deve vivere in noi, prima di tutto, è amore per le anime, è compassione per le anime, è desiderare che le persone siano salvate. Noi non possiamo e non dobbiamo predicare per condividere il nostro sapere. Non dobbiamo predicare per semplicemente farlo perché Dio ci ha mandato a farlo. Possiamo farlo, ma sai, non servirà a niente. Quello che serve oggi a noi e alla Chiesa, se vogliamo vedere persone riprendere vita, persone risvegliate, persone uscire da quella finestra e rivenire qua dentro, è avere veramente un cuore che ama gli altri. Mi sembra John Wesley ha detto: non c'è niente di più ardente, di più fervoroso di un cuore che brucia per le anime. Come il nostro amore per gli altri. Sapete, questi insegnamenti non si distaccano da quello che prima di tutto Gesù ci ha insegnato. Ama Dio sopra ogni cosa e ama il tuo prossimo come te stesso. Se noi vogliamo avere questa predicazione che noi dobbiamo portarla, è necessario, è un comandamento di Dio quasi. Quello che dobbiamo fare prima di tutto è amare veramente gli altri, è desiderare la loro salvezza.
e non soltanto condividere quello che noi abbiamo, ma portare gli altri da noi. Posso chiederti di alzarti in piedi? Forse tu oggi stai cercando di evangelizzare qualcuno, di portare quella persona in chiesa, o hai già pensato di farlo, o magari una volta sei già andato a parlare con questa persona, testimoniando di Gesù, e quella persona non ti ha voluto ascoltare. La parola di oggi ti insegna che è necessario insistere molte volte, è necessario insistere. E è necessario veramente, perché la sua salvezza deriva dalla tua predicazione. Ma la parola di oggi ti insegna anche che molte volte la tua vicinanza, il tuo abbraccio, il tuo stare vicino, il tuo amare questa persona, è questo che può ridare vita più di molte parole. L'ultimo versetto di questo testo che abbiamo letto dice così: poi risalì, spezzò il pane, prese cibo e dopo aver ragionato lungamente fino all'alba partì. È curioso, no? Che questo testo finisce nello stesso modo in cui è iniziato. Abbiamo visto che Paolo arriva in questa chiesetta di Troas, spezza il pane coi fratelli, a comunione, e predica. E durante la predica c'è questo avvenimento pazzesco, strepitoso. È vero, una persona è morta, ma è risuscitata. È qualcosa di molto raro, qualcosa di grandioso che è successo. E che cosa è successo dopo che Paolo ha risuscitato questa persona? Ancora una volta non ha detto: Timoteo, vai a prendere la piccagna, Luca la salsiccia. Non ha fatto una festa perché c'è stato questo grande miracolo. Paolo è ritornato nella chiesa e ha detto: proseguiamo il culto, spezziamo il pane, predichiamo la parola. E predicò fino all'alba. E io credo che Paolo abbia fatto questo per insegnarci qualcosa. Oggi forse tu sei concentrato a portare una persona a Cristo, e gloria a Dio per questo. Porta questa persona, insisti, dimostra amore, compassione per lei e conquista quest'anima per Cristo. Ma come è successo qua, Paolo non è concentrato su quella persona che è ritornata a vivere, perché c'era un'intera chiesa che doveva riprendere vita. Gesù ci dice: la messa è grande, i campi sono pronti e hanno bisogno di persone che vadano a raccogliere. È vero, hai portato una persona, gloria a Dio, ce ne sono altre 1000, 10.000, miliardi da portare. Quello che Gesù ci invita a fare è fare la sua opera e non fermarsi. Vai sempre avanti, continua, predica fino all'ultimo giorno, predica con ogni forza che hai, predica, porta il messaggio, la testimonianza, la parola di Dio dovunque sei e dovunque vai. Predica, perché dopo il miracolo di una conversione ci sono miracoli di altre decine, centinaia di conversioni che Dio vuole che tu possa fare per Lui. I campi sono bianchi, il tempo del suo ritorno è vicino. Predichiamo la parola come non abbiamo mai fatto. Portiamo a Cristo questa generazione. Facciamo bruciare questa terra del suo Spirito, che questa lampada dello Spirito Santo possa essere la luce per Verona, per la tua città, per la tua nazione, per questo mondo, e possa esserlo, perché noi stiamo portando la sua parola, e dove noi predichiamo la parola, lì lo Spirito Santo si fa presente. Dove noi predichiamo la parola, Gesù arriva e ci promette che sarà con noi fino
all'ultimo momento, fino all'ultima ora, fino all'alba, finché predichiamo. Sarà con noi testimoniando questa parola con segni, sarà con noi testimoniando questa parola con conversioni, sarà con noi testimoniando questa parola con rinnovamenti di vita, con cambiamenti di vita, con famiglie risanate, con avvivamenti dello spirito, con risvegli. Sarà da noi con miracoli sovrannaturali e sarà con noi per testimoniare, perché noi stiamo facendo la sua opera e Lui non ci lascerà da soli. Ricevi questa parola? Amen. Dio non ti lascerà da solo. Predica la sua parola, porta a Lui più anime che puoi, in ogni tempo. Amen. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa parola. Ti ringrazio se oggi hai toccato i nostri cuori per vivere e far vivere per mezzo della tua parola, per mezzo della potenza che c'è nella tua parola, un tempo nuovo e di sovrannaturale a questa città. Nel nome di Gesù, Signore, quello che noi ti chiediamo questa sera è che la tua Chiesa possa essere ripiena del tuo Spirito ogni volta che aprirà la tua bocca, così come tu ci hai promesso. Che segni, prodigi, meraviglie, che il tuo sovrannaturale possa accompagnare ogni tuo figlio e ogni tua figlia quando aprirà la sua bocca per testimoniare di te, per portare il tuo Vangelo. Signore, che ognuno di noi possa avere la forza e il coraggio per insistere in ogni tempo, per portare continuamente finché le persone non vedranno la tua gloria. Signore, tu ci hai chiamati oggi per fare la tua opera, per promuovere la fede degli eletti, e che questa fede possa portare salvezza a questa città. Nel nome di Gesù, Signore, la tua Chiesa vuole rispondere alla tua chiamata. Metti a noi, Signore, un cuore disposto, un cuore disponibile a fare la tua opera, anche non riconoscendo questa grande unzione, che nessuno si fermi, o riconoscendo questa grande unzione, che ognuno di noi possa portare la tua chiamata e il dono che ci hai dato davanti a te, ai piedi della croce. Nel nome di Gesù, Signore, che la tua Chiesa possa essere ravvivata nella predicazione della parola, perché è per mezzo di questa predicazione che il tuo regno potrà crescere su questa terra e riempirsi lassù nei cieli. Benedici la tua Chiesa, dacci forza, coraggio e la certezza che quando apriremo la nostra bocca per te, tu sarai lì con noi. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono il tuo fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, il fuoco nei tuoi occhi, fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, vicino a te io
ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare il tuo fuoco, a bruciare tutti gli altri amori. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Il fuoco nei tuoi occhi mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Il fuoco nei tuoi occhi mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori.
Dove sono i sacerdoti di Cristo? Dove sono i predicatori della sua parola? La sua fiamma non si spegnerà nella tua vita. Nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un grande applauso al Signore. Possiamo accendere le luci, stiamo per terminare, poi avremo un momento di cucina là fuori per spezzare il pane insieme. Anche questo è cultuare, è adorare Dio. E prima dobbiamo festeggiare i nostri compleanni di questa settimana. Chi ha compiuto gli anni questa settimana? Chi ha compiuto gli anni proprio oggi? Vieni lady, sì, per piacere. Samara. Cugina della Samara. Chi è? Ah, Cris, cugina della Samara. Qualcun altro che ha compiuto gli anni nel corso dell'ultima settimana? No? Da domenica a oggi nessuno ha compiuto gli anni? Cassiano? Ha compiuto gli anni? È vero? Vieni qua dai, perché hai saltato, vieni. Hai sparato a caso una volta che ho beccato qualcuno, Qualcun altro, ne provo un altro, così a caso. Ageula. Voi siete a posto con i compleanni? Amen? Possiamo stendere le nostre mani allora verso di loro per benedire la loro vita. Signore Gesù, in questo momento, Signore, mettiamo davanti a Te queste storie, mettiamo davanti a Te queste vite, mettiamo davanti a Te questo nuovo anno che Tu hai concesso nella vita di questi nostri fratelli e sorelle. Benedicilo, Signore, riempilo con ogni Tua allegria, riempilo con ogni Tua gioia, Signore, che tutto ciò che hai preparato davanti a loro si possa realizzare, perché la Tua volontà è buona, perfetta e gradita, ma soprattutto, Signore, quello che Ti chiediamo è che la Tua presenza li accompagni ogni giorno di questo nuovo anno, nel nome di Gesù. Amen. Fare così con le nostre mani per ricevere sulle nostre vite questa stessa benedizione che abbiamo augurato su questo nuovo anno dei nostri fratelli, sorelle, chiedendo che l'allegria del nostro Signore possa riempire le nostre famiglie, che la sua unione, il suo amore possa rafforzare i nostri matrimoni, le nostre relazioni. Chiediamo che la sua pace e che la sua salute siano con tutti quanti noi. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.